Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora attenzione che ha esternato Paolo Gentiloni, ex fondatore del Partito Democratico, ex presidente del Consiglio, attuale commissario europeo uscente per gli affari economici e monetari. Ebbene sì, ogni tanto esternano, come dire, nonostante le deleghe molto rilevanti che ha avuto, non ci ricordiamo grandi uscite, grandi iniziative politiche del commissario Gentiloni, ma forse è molto meglio così. Forse è molto meglio che il conte Gentiloni sia rimasto nel suo grigiore discreto e non sia intervenuto troppo, diciamo, per mortificare ulteriormente l'economia del continente. Ma invece nelle scorse ore ha esternato alla conferenza del Soft Power Club organizzata da Francesco Rutelli, dove ospita anche Antonio Tajani, ma oggi non vorremmo parlare di Antonio Tajani, si trovava bene con la compagnia, ha fatto benissimo a essere ospite. La cosa interessante invece è che Gentiloni ha lanciato l'allarme, ripreso ovviamente da tutta la gran cassa mediatica, per cui dai social media arriva un rischio per le nostre democrazie. E niente, è seriamente convinto il conte Gentiloni che la democrazia in Europa sia a rischio a causa dei social media. Noi modestamente vediamo la democrazia in Europa spesso a rischio a causa dell'Unione Europea, o meglio, a causa di quest'Unione Europea che è costruita nel modo in cui l'hanno voluta gli eurocrati come il conte Gentiloni. La Thatcher ci avvisò per tempo, purtroppo inascoltata: state costruendo un leviatano scisso dalla democrazia reale. E ultimamente ne abbiamo viste, no? Perché abbiamo visto il terzo gruppo all'Europarlamento, quello dei patrioti, tagliato fuori dal sistema nell'assegnazione delle cariche. Non gli hanno dato neanche una carica di quinta fila, neanche un'usciera al gruppo dei patrioti, perché sarebbero infetti, hanno la peste ideologica i patrioti. Poi quest'idea assolutamente antidemocratica di stendere un cordone sanitario anche rispetto al gruppo dei conservatori, cioè rispetto a chiunque sia, diciamo, di destra o non allineato, perché ai conservatori, ricordiamolo, si è chiesto poche settimane fa di bersi l'Ursula bis sulla fiducia, cioè senza, come dire, vendendo un accordo chiuso con la sinistra continentale, con i socialisti, con i verdi continentali, e i conservatori dovevano semplicemente sorridere nella photo opportunity. Ovviamente Giorgia Meloni non c'è cascata e c'è il cordone sanitario allora da stendere anche rispetto ai conservatori. Il cordone sanitario probabilmente rispetto ai popoli europei, perché la nuova il nuovo assetto dell'Ursula bis ha già dichiarato che accelererà, per esempio, sul Green Deal, cioè non solo non dismetterà il Green Deal che è stato sonoramente bocciato alle elezioni europee dai liberi elettori italiani, dai liberi elettori tedeschi, dai liberi elettori francesi, cioè non esattamente dei paesi irrilevanti, no? Probabilmente quei paesi senza cui non c'è un'Europa, anzitutto in senso culturale. Non solo non lo dismettono il Green Deal, ma lo implementeranno. Andranno più veloci tra gli impegni presi da Ursula coi Verdi, un'implementazione veloce, totalizzante, totalitaria, diremmo noi, del Green Deal. Quindi, se la democrazia è a rischio sul continente, purtroppo spesso, a nostro giudizio, è per l'assetto, la forma, la pretesa dirigista, ideologica, uniformante che hanno assunto purtroppo le istituzioni europee, così come le hanno costruite tutti i Gentiloni. E invece Gentiloni appunto ha fatto una tirata contro i social media dicendo che
determina una polarizzazione che rischia di creare campi contrapposti incapaci di trovare un terreno comune. Invece la storia del cordone sanitario non è una polarizzazione, cioè dire che mezzo Parlamento europeo sostanzialmente, quello che si colloca a destra, quello che ha legittimamente coltivato l'alternativa al pluralismo rispetto alle idee della commissione uscente di cui Gentiloni è parte, ebbene questa gente sono degli appestati, non devono toccare palla, le loro istanze non vanno recepite in nessun modo e tutto questo non è polarizzazione, attenzione, la polarizzazione la creano i social media. D'altronde dice Gentiloni, nelle speranze di molti l'ascesa dei social avrebbe dovuto democratizzare l'accesso alle informazioni. Oggi vediamo fin troppo chiaramente che questa è una visione a dir poco ingenua. La diffusione della disinformazione online ha prodotto l'incapacità di mettersi d'accordo persino sui fatti di base. Se è per questo l'eurocrazia spesso ha dei problemi con i fatti di base. Pensiamo che l'eurocrazia si rifiuta tutt'oggi di ammettere che al suo interno, nel suo seno, nel continente europeo, ci sono intere fette di esso preda della Sharia. Ci sono periferie europee che non sono più in Europa da un punto di vista storico-valoriale. C'è lo scrittore francese Michel Houellebecq aveva parlato di sottomissione, ma insomma c'è un tentativo di diciamo diseuropeizzare intere aree del continente. Questo è un fatto di base a nostro giudizio, lo vedete nelle periferie francesi, tedesche, del Belgio, in quartieri come Molenbeek che non sono più in Europa. Questo è un fatto di base che quelli come Gentiloni ignorano, quindi non c'è bisogno dei social media per ignorare i fatti di base. Anche perché che i social media abbiano comunque qualcosa a che fare con la democrazia nella sua veste contemporanea è reso evidente da una semplice analisi. Quali sono i paesi che mettono bavaglia ai social media, bloccano i social media, filtrano le informazioni sui social media? Le dittature. Tutte le peggiori dittature o autocrazie del pianeta, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Russia putiniana, sono questi i paesi che mettono bavaglia ai social media. Allora vuol dire che i social media qualcosina con la democrazia hanno a che fare. Ovviamente sono uno strumento che si prestano a tutte le derive della società di massa, che ovviamente possono alimentare l'isteria di massa, ma lì sta nell'utilizzo dello strumento. Qual è l'alternativa? Scusate, un'oligarchia dei Gentiloni? Ma per favore, diciamo che se l'Europa e l'Occidente vogliono avere una speranza, la parola d'ordine dovrebbe essere più Musk e meno Gentiloni. Grazie a tutti, a domani.